DOP Soligo. Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze. Telespettatori di Storie di Famiglia, buonasera. Questo è il motto dei ragazzi che abbiamo appena visto. Sono gli atleti della nazionale italiana degli Special Olympics che dal 25 luglio al 2 agosto dello scorso anno hanno partecipato all'evento mondiale che si è tenuto a Los Angeles. Pensate un po', 170 nazioni partecipanti, 7.000 atleti, 3.000 tecnici e 30.000 volontari. Ebbene, il grande e meraviglioso mondo del volontariato, il cui supporto è vitale ed essenziale, come quello che danno le famiglie del resto di questi ragazzi. Ebbene, questa sera parleremo proprio di loro e lo faremo attraverso il racconto di Lucrezia, di Stefano e di Andrea, che andremo a conoscere più tardi. Hanno lasciato anche loro le proprie famiglie, si sono catapultati dall'altra parte del mondo per rendersi partecipi di una famiglia, anzi direi di una grandissima famiglia, che è quella degli Special Olympics. Ma partiamo da un rappresentante di questi atleti. Stiamo parlando del nostro Alessio Carpenedo, un atleta veneziano che ha portato la sua straordinaria bravura in California. Alessio è campione nei 1500 metri in acque libere ed è andato lì con una forza non solamente fisica ma anche morale che gli è stata data senza ombra di dubbio dai suoi genitori, dal papà Costantino e dalla mamma Luisa. Allora salutiamo questa bellissima famiglia, salutiamo naturalmente il nostro campione. Ciao Alessio. Ciao.
il papà Costantino, buonasera Costantino e buonasera alla nostra Luisa. Con loro ci sono anche i rappresentanti della delegazione regionale degli Special Olympics del Veneto, stiamo parlando della referente Betty Pusiol, buonasera anche alla nostra Betty, e c'è poi il presidente della Polisportiva Terraglio che ci racconterà che cosa vuol dire per questi ragazzi partecipare a questi eventi che li mettono un po' nel fulcro del mondo. Stiamo parlando di Davide Giorgi, buonasera anche a Davide. Ma voglio partire subito dal nostro campione. Abbiamo detto che Alessio piace nuotare senza ombra di dubbio. Pensate un po', riesce a fare 1500 metri in acque libere in pochissimo tempo, vero Alessio? Quanto ci metti di solito? 24. 24 minuti, sì. Ma sei bravissimo. Dimmi un po', ti abbiamo visto nella copertina iniziale premiato agli Special Olympics di Los Angeles. Qualche mese prima ti hanno comunicato che avresti partecipato a questo evento bellissimo. Come ti sei sentito? Ero già contentissimo e emozionato di essere già a Los Angeles. Quindi già tu volevi essere dall'altra parte del mondo, avevi una voglia matta di vincere e di metterti a nuotare. Papà Costantino, un entusiasmo che ha contagiato immagino tutta la famiglia, sia lei che la mamma Luisa, che Valentina, la sorella che non c'è in questo momento ma che naturalmente salutiamo immagino. Dir poco è toccare il cielo, perché l'emozione della comunicazione è stata soprattutto inaspettata, perché noi non ce l'aspettavamo che Alessio fosse convocato. La voglia c'era indubbiamente, però da essere convocati è tutta un'altra cosa, indubbiamente. L'emozione ha giocato molto, molto indubbiamente, perché essere convocati per una manifestazione mondiale, ma soprattutto a Los Angeles, è stata una gioia immensa, direi ineguagliabile. Questa dunque è quella che abbiamo sentito, è l'ultima storia sportiva del nostro Alessio, ma Alessio è anche il protagonista di una bellissima storia d'amore e d'affetto che hanno dato i suoi genitori, papà Costantino e mamma Luisa, vero Luisa? Sì, Alessio è un ragazzo che noi abbiamo adottato all'età di 8 anni ed è arrivato in Italia dalla Bulgaria. È stata una cosa bellissima perché da quel momento abbiamo visto Alessio crescere di giorno in giorno e una volta trovato poi questa strada di Special Olympics abbiamo visto che Alessio cresceva di giorno in giorno. E c'è stato il battesimo dell'acqua, si dice così Betty? Sì, si può dire così. Tu eri presente il giorno che Alessio all'età di 9 anni? Di 9 anni, sì. 9 anni ha conosciuto l'acqua della piscina. Esatto. Alessio, intanto lo chiedo subito a te, com'è andata? Bellissimo. Ti è piaciuta? Sì. Adesso sentiamo cosa dice la Betty, perché lei era lì presente naturalmente assieme a mamma e papà. Lui non aveva mai visto una piscina e come ha visto l'acqua lui si è tuffato, ma non sapeva nuotare. La cosa meravigliosa è che non ha preso assolutamente paura, ma anzi da lì è cominciata una storia meravigliosa tra lui e l'acqua, perché proprio lui stava bene in acqua. Poi andava dove voleva lui, nel senso che invece di andare nel verso giusto della corsia preferiva tagliare nel senso contrario. Ma insomma poi piano piano anche quello è stato un modo per imparare le regole, imparare a stare insieme con gli altri e poi a crescere, perché insomma da mingherlino che era è diventato un bel ometto. Sì. E Alessio va in piscina a Preganziole ed è qui va al Terraglio a Mestre. Al Terraglio. Il Terraglio è una delle poche società sportive che mette a disposizione le proprie strutture per i ragazzi disabili. Sì, avremo maggior bisogno in regione che i gestori di piscine, le società natatorie si facessero coraggio e accogliessero questo tipo di attività, perché ancora oggi siamo troppo pochi. Sarebbe bello che almeno in ogni provincia ci fosse una realtà e magari anche
qualcosa di più, perché con l'acqua si riesce a integrare molto. I nostri atleti nuotano assieme e a fianco agli atleti normali, non c'è mai l'ora del disabile, quindi per la piscina diventa una risorsa, non un limite, e le soddisfazioni sono enormi perché i genitori e gli atleti proprio gioiscono dei risultati sportivi quasi più degli atleti cosiddetti normodotati. È vero, Costantina, l'entusiasmo di veder vincere, ma non solo vincere, io penso, cioè un po' tutti i genitori vorrebbero avere dei figli campioni, non tutti sono fortunati come te e Luisa, di certo, però è bello vedere che i ragazzi si divertono. Loro si divertono, ma soprattutto crescono, cioè crescono la loro vita, la loro esperienza, io ho visto Alessio nel suo cammino, che è stato un cammino per carità anche difficile indubbiamente, però lui nell'acqua, nella polisportiva Terraglio, in Spezia Olympic, lui ha trovato la sua casa, la sua identità, perché? Perché è tra i suoi amici, si frequentano e quindi anche noi genitori ci frequentiamo fra amici. Poco tempo fa siamo andati a fare un'esperienza anche in montagna, quindi, e tutti assieme ce la siamo passata molto bene, cioè per loro essere con persone vuol dire tutto. Noi dobbiamo farli frequentare questi ragazzi devono vivere il mondo perché loro possono frequentarlo normalmente senza problemi. Betty, Alessio è un po' l'esempio del successo in ambito sportivo, ci sono altri ragazzi che invece hanno tentato e non ce l'hanno fatta, non tanto a livello di competizione e quindi di riferimento per dei titoli, per arrivare a dei titoli, ma non hanno accettato lo sport come aggregazione. Ma diciamo che intanto in Special Olympics ci sono tutti gli sport a disposizione, quest'anno abbiamo aggiunto la vela, la pallanuoto, il tennis tavolo, eccetera. Diciamo che a livello internazionale ci sono tutti, a livello nazionale nostro ci sono quasi tutti, quindi la possibilità di provare è grande e ce n'è per tutti i gusti, nel senso quest'anno abbiamo cominciato per esempio su Vicenza un bellissimo progetto per il bowling, come abbiamo le bocce e tanti altri. Tieni conto che poi come Special Olympics noi portiamo avanti lo sport unificato, quindi atleti con disabilità che gareggiano e quindi si allenano anche con atleti senza disabilità, e questo in quasi tutti gli sport, nelle bocce come per quanto riguarda il basket, il calcio, il tennis e tantissimi altri sport, e questa è una grande frontiera che stiamo raggiungendo perché lì non solo i nostri ragazzi, i nostri atleti imparano, ma anche quelli senza disabilità imparano molto, imparano il fair play, imparano a vedere l'altro, imparano a far girare la squadra, insomma è una grande cosa. E poi ti dirò che in Special Olympics le gare e le competizioni sono per tutti i livelli di abilità. Nel nuoto per esempio noi abbiamo atleti che possono fare la loro gara sui 10 metri assistiti, come atleti che fanno i 1500 metri in acque libere, quindi è aperto veramente a tutti, e le gare sono sempre per atleti di pari abilità, quindi tutti vengono sempre messi in modo tale che veramente possono vincere tutti in quella batteria, perché sono tutti lì per quanto riguarda i tempi di iscrizione. Volevo dire un'altra cosa, ecco, come diceva giustamente anche Costantino, questi ragazzi hanno bisogno di trovarsi tra di loro, ma soprattutto è importante che riempiano un vuoto. Il loro non è un tempo libero molto spesso, ma un tempo vuoto. Riempirlo di sport vuol dire anche aiutarli ad essere, come dire, più autonomi. Per esempio sicuramente Alessio si sa preparare la sua borsa da nuoto, Alessio probabilmente, come è già successo, può venire in piscina da solo, Alessio trova gli amici e poi si ferma con loro, e questo vuol dire avere poi un tempo libero, bello, pieno di attività. Questo per ora si fa solo purtroppo in poche piscine, lo ha ribadito in effetti Davide Giorgi. L'augurio vero, Davide, è quello che qualcun altro segua il vostro esempio, vogliamo lanciarlo come basta vedere l'entusiasmo dei genitori che ci sono qua. Io mi auguro che altri presidenti, altre associazioni abbiano il coraggio di
di accogliere soprattutto, senza la paura che questo possa creare problemi di tipo legale, giuridico, gli operatori sono formati, non sono formati. Oggi ci sono le possibilità per far tutto e l'entusiasmo molte volte ti crea la possibilità di andare anche oltre al singolo gesto sportivo, ma aggregare e creare realtà anche che facciano attività diverse all'interno, che diventano veramente uno stimolo non solo per i ragazzi cosiddetti diversamente abili, ma soprattutto per i genitori e i ragazzi dei cosiddetti normali, che vedono in attività aggregative che in alcuni aspetti agonistici sono state perse essere recuperate. Da noi stanno facendo gli operatori anche esperienze nuove, teatro assieme all'attività sportiva, gite, c'è tutto. Quindi basta partire, Poi non crearsi troppi problemi. Dalla forza sicuramente. E si dà tanto. Bene, noi ci auguriamo tanto che questo possa essere un esempio per tante altre società. Salutiamo quindi Betty Pusiole, il nostro Davide Giorgi, naturalmente Alessio assieme a mamma e papà rimangono qui con noi perché continueremo a parlare degli Special Olympics 2015. A tra poco. Special Olympics, continuiamo a parlare di questo evento mondiale che si è tenuto la scorsa estate a Los Angeles. Lo facciamo con la famiglia di Alessio, il nostro campione, 1500 metri, acque, nuoto libero, un nuotatore straordinario, e ci ha raggiunto adesso Stefano Lucarelli. Stefano Lucarelli è un volontario, uno dei tantissimi volontari che sono andati a Los Angeles quest'estate ed è un volontario della Polizia di Stato. Il sovrintendente Stefano Lucarelli. Buonasera. Buonasera anche a lei Stefano, possiamo Grazie. darci del tu? Assolutamente, volentieri. Tedoforo, e lo abbiamo intuito perché in mano sta tenendo proprio la fiaccola che ha portato a Los Angeles, vero Stefano? Sì, assolutamente. Insieme abbiamo percorso 180 km attraverso 57 località americane ed insieme ad altri 110 colleghi di tutto il mondo e a 10 atleti del gruppo Special Olympics. Tu hai partecipato agli Special Olympics. Sì. È una grande emozione, ci hai raccontato prima, un'emozione forte, soprattutto il momento dell'apertura di questi giochi speciali. Assolutamente, all'apertura dei giochi ripercorri tutte le immagini che hai vissuto, delle esperienze che hai vissuto durante il percorso fatto con la fiaccola e tutte le persone che abbiamo incontrato, tutti gli atleti Special Olympics, le persone con disabilità che si avvicinavano al movimento perché la fiaccola generava un movimento incredibile, un'emozione. Io mi ricordo di migliaia di persone che ci aspettavano quando la fiaccola percorreva il centro o comunque le vie delle città già predefinite. E la cosa particolare è quando incontri questi ragazzi, ti accorgi, ragazzi come Alessio, ti accorgi che ti trasmettono delle sensazioni che si trasformano in emozioni fortissime e ti accorgi che loro tutto quello che danno lo danno semplicemente per amore e non chiedono nulla in cambio, e questa è una sensazione meravigliosa che tutti gli uomini del mondo dovrebbero imparare. Te ne accorgi soprattutto quando partecipano a queste gare, quindi che vincano o non vincano, questi ragazzi portano a casa qualcosa di straordinario. O si vince o si impara, non si perde mai. Alessio, è così? Sì. La gioia più grande che tu hai provato quando sei arrivato a Los Angeles, perché hai avuto delle grosse soddisfazioni alle nazionali di Venezia, dove appunto hai avuto la medaglia d'oro. A Los Angeles la cosa che più ricordi con gioia? È che avevo trovato la ragazza a Los Angeles. Ah, questa era una sorpresa che dovevamo dire alla fine. Sì, perché vabbè, lo sveliamo ai nostri telespettatori, oltre a tantissimi amici, tantissimi atleti provenienti da tutto il mondo, il nostro Alessio ha trovato anche l'amore. Giulia si chiama? Sì, Guarda che cosa ci ha fatto avere il papà Costantino. Dovevamo farti la sorpresa, vabbè, la facciamo vedere adesso. Giulia in questo momento dov'è? a casa sua a Lodi. A Lodi, quindi è un po' distantina da qua. Quando è che vi vedete? Più avanti in primavera. Ma vi incontrate già quindi? Sì, lei viene qua e io vado da lei. Costantino, è nato l'amore? Lei se lo immaginava? Anzi, tu te lo immaginavi?
La voglia di Alessio era tanta, di trovare l'amore, perché Alessio l'ha sempre cercato, però qua ma è successo così, è successo, noi non ce l'aspettavamo proprio, a settembre è cominciato sto telefonare avanti e indietro, che Alessio è innamorato di Giulia. Un atleta anche Giulia, quindi? Un atleta anche Giulia, che ha partecipato a Los Angeles, giocava con la squadra di pallavolo. Quindi tu nuota, lei pallavolo. Però direi che anche questo fa parte della crescita. Alessio deve crescere e cresce con lo sport, e adesso speriamo cresca bene anche con l'amore. Stefano, te lo immaginavi? Sì. Effettivamente, guarda, io ho un bambino di 5 anni e proprio ieri sera, leggendo una favola, mi ha detto papà, mi fa male la pancia quando vedo una bella ragazza. Ed effettivamente, parlandone con mia moglie, poi ti accorgi che i tuoi figli crescono e poi, quando poi, specialmente all'età di adesso, incontrano anche fisicamente una persona che gli fa cambiare l'umore, che gli trasmette il mal di pancia, ecco, quello è il momento proprio che... Alessio è felice, lo vediamo qua in studio, poi sì. È bellissimo, cioè io li vedo qui in mezzo tra mamma e papà, e ti dà veramente un'emozione particolare, vero? Sì. Parliamo di Los Angeles, Sì. Stefano. Prima, quando ci parlavamo, mi hai detto è stato un susseguirsi di emozioni. La cosa che più porterai nel cuore da questa settimana che hai passato in mezzo a questi ragazzi? La cosa che più porterò nel cuore è quando si è avvicinata a una bambina di 3 anni con una disabilità motoria e aveva gli occhi sorridenti, pieni di amore, e non riusciva neanche ad appoggiare le gambe, poverina, e sentivo come se avessi toccato una foglia sottilissima secca caduta da un albero. Era veramente delicata e non avevo il coraggio neanche di sfiorarla. Quello è stato il momento più forte di tutta l'esperienza californiana. E dopo di questa esperienza, che è stata veramente fortissima, che mi ha fatto uscire anche qualche lacrima, confesso, ci sono state le singole storie dei colleghi che partecipavano, colleghi americani che partecipavano come me, come Tedofori, a Special Olympics, che anche loro vivono esperienze dirette che hanno bambini appunto con disabilità intellettive piuttosto che motorie, e attraverso lo sport si integrano perfettamente nella società. Cosa ha spinto una persona come te a fare volontariato negli Special Olympics, Stefano? Devo dire la verità, sono un po'... mi sento portato un po' per occuparmi degli altri, nel senso che questa propensione ad aiutare il prossimo ce l'ho sempre avuta, e me ne rendo conto anche attraverso il ruolo che svolgo, che comunque è un ruolo di primissimo piano, la chiamano anche un po' polizia di prossimità, no? E quindi la vicinanza con il cittadino, con le problematiche, ascolto storie a volte difficili di problematiche familiari molto importanti, oppure luoghi dove si vive in maniera difficile, ci sono persone che magari non riescono ad adattarsi all'ambiente in cui vivono perché sono anche persone semplici, persone per bene, a volte affrontano difficoltà, e l'avere magari l'opportunità di aiutarli in qualche modo, anche semplicemente con un consiglio o con un gesto, per me risulta fondamentale. È stato importante quindi per te Los Angeles? Sì. Era la prima esperienza che facevi? Sì, come Tedoforo era la prima esperienza. Io ho fatto diverse maratone e la mia specialità era la mezza maratona, e ho partecipato anche alla maratona di Venezia. E questa opportunità, diciamo, sia sociale che sportiva praticamente sposava le mie aspettative, e non ho aspettato a dire sì, insomma. La moglie cosa ha detto? La moglie e il figlio che hai lasciato a casa? La moglie inizialmente le ho detto guarda, ci lasciamo una settimana di tempo per pensarci, e poi ne abbiamo parlato insieme e mi ha detto un'occasione unica, non puoi rinunciare, e sono partito. Quindi è stata una decisione che avete preso insieme. Sì, Quando sì. sei tornato in questura a Venezia, che cosa c'è stato l'entusiasmo dei colleghi? Sì, assolutamente. Io ho incrociato colleghi che erano increduli perché neanche sapevano che ero partito, perché insomma non tutti erano portati a conoscenza di questa esperienza, e poi insomma, ho ringraziato il questore Sanna, che è stato assolutamente fondamentale, e anche la mia collega Laurenzia Silvestri, che anche lei ha avuto un ruolo insomma,
importante in questa esperienza. Che salutiamo naturalmente. Assolutamente, entrambi. Questa è una delle 10 fiaccole che ci sono al mondo. Sì. Quali sì. sono gli altri possessori di questo oggetto Padre, così importante? Il Santo Padre ne ha una. Papa Francesco. Esatto, Mr. Obama. e gli altri, e alcuni degli atleti che appunto hanno partecipato al percorso che hanno fatto insieme ai Tedofori. Oltre a te come rappresentante, come sovrintendente Sì. della Polizia di Stato, quali altre forze dell'ordine c'erano? Allora, italiano ero l'unico, quindi c'era soltanto la Polizia di Stato che ha avuto un'opportunità incredibile, insomma, di partecipare e di rappresentare Quindi l'unico l'Italia. agente Sì. italiano, cioè l'unico rappresentante delle forze dell'ordine italiane è il nostro Stefano Lucarelli, che noi abbiamo l'onore di avere qui stasera. È veramente un onore. Grazie. Alessio, cosa dice? Grazie. Esattamente, in tutto eravamo 110 poliziotti di tutto il mondo e in particolare erano rappresentati 48 stati americani e c'era anche l'estremo oriente, quindi avevamo la Sud Corea, la Cina, il Giappone, Taiwan e poi c'erano le isole dei Caraibi disparate, infatti rimanevo con gli occhi aperti, che fortunati che siete a lavorare in un'isola, i colleghi dicevo, insomma. Beh, anche tu a Venezia non è che Sì, possiamo dire infatti. altrimenti. Ma insomma, la cosa che ha sorpreso più di tutto è stata l'organizzazione del movimento, perché Law Enforcement Torch Runner è il movimento mondiale che si occupa appunto di sostenere la causa degli Special Olympics nel mondo attraverso le forze dell'ordine. E quindi i poliziotti, siccome sanno che le persone in un certo senso sono affascinate dalla divisa, la sfruttano per fare pubblicità agli Special Olympics. E questo, insomma... Ci sono dei colori particolari di questa fiaccola, il collega Andrea Basso, che poi andremo a conoscere, che sarà qui in veste di volontario, per una volta è davanti alla telecamera, quindi è non dietro, mi stava raccontando che Michelle Obama aveva i colori dell'abito il giorno dell'inaugurazione con le stesse tinte degli Special Olympics, mi confermi, Stefano? Sì, confermo, assolutamente. I coniugi Obama si sono sentiti coinvolti nel movimento fin dall'inizio e sono stati coinvolti da Kennedy, perché la storia è molto lunga. Il movimento nasce grazie alla famiglia Kennedy, perché all'interno della famiglia Kennedy c'era una persona con disabilità intellettive e appunto il movimento ha preso, insomma, piede in maniera incredibile in America, è partito da lì, insomma, tutto quanto e poi sono stati coinvolti appunto i coniugi Obama, che nel sociale, si sa, sono assolutamente in prima linea, ecco. Un evento quindi che porterà, immagino, nel cuore per tutta la vita, Stefano? Sì, assolutamente. Noi ti ringraziamo veramente per aver portato la tua testimonianza, è un onore, vero Alessio? Sì. Aver avuto il nostro Stefano, lo salutiamo, lo ringraziamo e noi ci fermiamo per un'altra brevissima pausa di pubblicità e poi vedremo un'altra faccia del mondo del volontariato che ha caratterizzato gli Special Olympics del 2015 a Los Angeles. A tra poco. Eccoci nuovamente con Storie di Famiglia e con la famiglia di Alessio, questo nostro campione degli Special Olympics, e in mano, pensate un po', alla fiaccola che gli ha lasciato il sovrintendente della Polizia di Stato Stefano Lucarelli, che era tedofolo proprio degli Special Olympics. È un onore, Alessio, avere questa fiaccola in mano. Sì, un onore essere contentissimo di avere la fiaccola con la Special Olympics di Los Angeles. Con quella stessa fiaccola, se non erro, sei andato anche da Papa Francesco. Sì. Ti sei fatto la foto con il Papa. Poi ci racconterai di questo bellissimo momento quando sei andato in Vaticano con mamma e papà e tutti gli atleti, vero? Sì, c'erano tutti gli atleti, tutta la delegazione italiana e c'era un genitore, perché hanno voluto solo un genitore per rappresentanza. Comunque è stato un bel incontro, soprattutto grazie a Papa Francesco, che è una persona, direi, non eccezionale di più. Straordinaria. E il bello di tutto l'evento è stato che lui alla fine ha voluto stringere la mano a tutti i partecipanti alle Special Olympics, tutti gli atleti. Quindi hai dato la mano al Papa? Sì. Che emozione, Alessio.
E ci hanno raggiunto in studio, come abbiamo anticipato all'inizio della nostra trasmissione, due rappresentanti del grande mondo del volontariato. Stiamo parlando di Lucrezia Gondini. Ciao Lucrezia. Ciao. E con lei c'è il nostro Andrea Basso. Dico nostro perché è un collega di Antenna 3 che spesso e volentieri sta dietro alle telecamere, questa volta è davanti alle telecamere in rappresentanza proprio del lavoro che sta portando avanti, e quando non lavora qui con noi ad Antenna 3, nell'ambito del volontariato. Ciao Andrea. Ciao. Andrea e Lucrezia sono i due volontari che hanno accompagnato gli atleti dello Special Olympics Italia, sono andati a Los Angeles, ma la passione per l'aiutare il prossimo nasce molto prima, vero Lucrezia? Certo, diciamo che la nostra esperienza di Los Angeles ha costituito la nostra prima esperienza di volontariato internazionale. Il movimento Special Olympics però noi l'abbiamo conosciuto un anno prima con Venezia, con i giochi nazionali. Io sono venuta in contatto del movimento tramite l'università, in quanto ricercavano degli studenti o comunque dei volontari disposti ad accompagnare gli atleti nei vari sport che si sono tenuti. Ho passato questa bellissima notizia ad Andrea, insieme abbiamo colto l'opportunità, abbiamo preso parte a Venezia. Una volta conosciuta l'esperienza di Venezia siamo venuti a sapere di un evento così importante ma quasi difficile anche da descrivere, il fatto di prendere, partire, andare dall'altra parte del mondo a fare una delle cose più belle che ci possano essere, che è stare con persone a cui non manca il sorriso sul loro volto, ecco, quindi in realtà poi la nostra esperienza di volontariato nasce da due strade diverse. Io ho iniziato a farlo circa nel 2010-2011 presso la nostra famiglia di Conegliano, che ha sempre ospiti dei ragazzi anche più piccolini che hanno appunto delle difficoltà sia motorie che intellettive, quindi è iniziato da lì, ecco, il mio. Poi Andrea aveva un'altra strada diversa, però Los Angeles e Venezia ci hanno un po' unito sotto questo punto di vista. La tua esperienza, Andrea, invece nasce da Il Sentiero, vero? Sì, Il Sentiero è un centro diurno per ragazzi che hanno disabilità gravi e molto gravi. Sono entrato in contatto con questo mondo più o meno come Lucrezia nel 2010, ho cominciato a conoscere bene i ragazzi, ho capito come ci si deve comportare, cosa si può fare, cosa non si può fare, e piano piano mi sono appassionato. Si dà di più o si riceve di più, Andrea? Questa è una domanda che mi piace fare spesso. Io ricevo tantissimo, dopo poco, perché in realtà faccio ben poco, però ricevo tantissimo, tantissimo. Tranquillità, serenità, niente di più e niente di meno. Luisa, abbiamo sentito quello che danno questi ragazzi ai volontari. A voi, genitori di questi atleti, che cosa hanno dato invece i volontari, in questo particolar modo a Los Angeles? Lì a Los Angeles noi abbiamo incontrato tantissimi volontari e voglio dire che sono stati veramente di grande aiuto, perché in ogni dove tu li trovavi loro ti chiedevano se avevi bisogno di qualcosa, se avevi bisogno di indicazioni, come era andata con i ragazzi, erano veramente presenti dappertutto. È stata una festa entusiasmante e lo dimostrano anche queste foto bellissime che il nostro regista Italo Morao sta mandando in onda. Ma in che cosa consisteva il lavoro che facevate, Lucrezia? Allora, noi siamo stati assegnati a Long Beach, quindi sulla spiaggia nel Pacifico, quindi già di per sé è un posto, premetto, era la prima volta che andavo negli Stati Uniti, quindi arrivare proprio anche a Long Beach è stato abbastanza emozionante. Il nostro lavoro era semplicemente, innanzitutto eravamo inseriti in una squadra, la nostra squadra era quella degli awards, quindi delle premiazioni, e molto semplicemente noi ci occupavamo di allineare i ragazzi in base all'ordine in cui erano arrivati nelle loro varie appunto gare che avevano sostenuto, farli sedere nelle apposite seggioline in ordine, pronti poi per essere premiati, e successivamente accompagnarli sul podio
rimanere con loro e soprattutto anche condividere un momento così emozionante anche per loro, trascorrere con loro tutta la cerimonia delle premiazioni e poi riaccompagnarli dai genitori o dai vari accompagnatori. Ecco. Vediamo queste bellissime foto che dimostrano proprio tutto l'affetto che anche loro dimostravano nei vostri confronti, certo. vero Andrea? Assolutamente sì, e senza l'uso di lingua, nel senso solo con il corpo, con i gesti ci si capiva, perché là c'erano atleti da tutto il mondo, quindi inglesi, tedeschi, francesi, del Congo, di tutto il mondo, quindi difficoltà già a parlare inglese e in più con ragazzi speciali era ancora più difficile, però io non ho trovato nessun tipo di difficoltà a comunicare con nessuno. E questo era il bello. Questa qua rappresenta proprio la foto classica di una volontaria e il poliziotto giganterrimo. Qua ci sono tutti quanti gli atleti pronti per essere accompagnati sul podio. Io ero in testa, Lucrezia era alla fine, chiudeva la coda. E questa invece? E questa era appena fuori anche questa sono sempre atleti che pronti per essere accompagnati sul podio, e là c'è Lucrezia ai piedi del podio con gli atleti che stanno per essere premiati. Sembra quasi che Lucrezia fosse in procinto di essere premiata lì, no, piccolina. Prima abbiamo parlato della cerimonia di apertura, alla quale c'era anche Michelle Obama. La delegazione italiana è arrivata, voi l'avete vista, tu Andrea mi hai raccontato appena arrivato da Los Angeles, ancora qualche settimana fa, mi ha detto io ho cominciato a piangere nel momento in cui sono entrato dentro lo stadio, ho finito quando sono uscito. Più o meno sì, più o meno sì. La cerimonia di apertura è stato un momento abbastanza devastante positivamente parlando, perché vedere tutti quanti sti ragazzi che entrano tranquilli e nessuno sapeva di che squadra fosse, perché non c'erano bandiere, non c'era la bandiera dell'Italia, la bandiera degli Stati Uniti, della Francia, solo la speaker che diceva Italia, Francia, cioè nessuna caratteristica proprio visiva del paese, e quindi uniformità, quindi nessuna distinzione, semplicemente macchie di colore che si posizionavano sulle sedie sul campo del Coliseum. Quindi quando abbiamo parlato all'inizio di una grandissima famiglia, possiamo parlare di questa? Parecchio grande come famiglia, sì, lo stadio era pieno, pienissimo. Qua siamo ancora all'inizio, le sedie sono ancora vuote. Qui c'erano veramente tantissimi spettatori, gente, tantissima. Bellissimo. Costantina, com'è andata? Com'è stato il momento della cerimonia di apertura? Prima durante la pausa pubblicitaria mi stavi dicendo è stato veramente bello. È indescrivibile, nel senso che noi non ci aspettavamo un'affluenza di quel genere, siamo entrati nel Colosseum, era prestino anche perché era prestino, ma col passare del tempo il Colosseo si è riempito, 50-60 mila persone, 7.000 atleti, colori, una cosa indescrivibile. Quando ti dico l'emozione più grande è stata quando è entrata la fiaccola, c'era una parata di poliziotti, ma direi siamo stati là a guardare, perché tutto sommato dicevamo dovevi incamerare più immagini possibili che poi adesso ti rimangono e non dimenticherai mai. Mi passava era, ma questi ragazzi che sono là, cosa pensano? Che emozioni vivono? Gli resterà per sempre un'emozione di questo genere, perché secondo me essere a Los Angeles, mondiali, 7.000, ma 7.000 essere protagonisti, perché erano loro i protagonisti, voi eravate gli spettatori, loro anche, invece i protagonisti erano Alessio e tutti i suoi colleghi. Noi eravamo di supporto, eravamo là a vedere loro, era una cosa meravigliosa, indescrivibile. Andrea. È bellissimo, non ci sono tante altre parole per spiegare cosa si prova, più di dire che era stupendo e meraviglioso non si può, cioè bisognerebbe essere là a provarlo in prima persona, e allora forse si capisce cosa abbiamo provato io, Costantino, Lucrezia e Alessio.
perché sennò non... Qui in Italia non se ne è parlato tantissimo, devo ammetterlo. Al contrario degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti invece già al primo momento quando siete arrivati c'erano manifesti dappertutto di questo Dappertutto, in evento. aeroporto era già pieno dei colori del logo degli Specials. In metropolitana abbiamo trovato una foto di un atleta italiano che festeggiava semplicemente in metropolitana. Ecco, lo stiamo vedendo. Di fatalità c'è scritto Italia, è un esatto. atleta italiano. Per quello cioè, a Los Angeles tutti quanti sapevano, più o meno tutti, sapevano cosa stava succedendo, perché stava succedendo e tutti erano interessati a quello che stava succedendo, non è che la gente se ne fregava. Quindi è bellissimo, al contrario di qua in Italia che a parte una cerchia ristretta nessuno sa e nessuno continua a non sapere. Da uomo che lavora in televisione, secondo te cosa è mancato? La voglia di fare un po' di pubblicità, ma non a pagamento, ma proprio pubblicizzare l'evento, perché portare negli Stati Uniti più di 100 atleti con gli atleti italiani, perché sì, poi alla fine sono confluiti con migliaia da tutto il mondo. accompagnatori, con tecnici, con i familiari, non è da poco. Non è da poco. In Italia sono andate in onda registrazioni a tarda notte di sintesi delle gare, è andata in onda quasi tutta la cerimonia di apertura e poi il nulla più totale. Quando sono rientrati solo la cerchia di Special Olympics a Roma hanno festeggiato fra di loro tutto quanto, però più nulla. Tu Lucrezia a breve ti laureerai e diventerai un assistente sociale, questa poi è alla fine la tua figura professionale. Come vedi questa cosa qui in Italia? È una domanda abbastanza difficile questa. Sicuramente penso che la risorsa del volontariato debba, sia costituendo adesso anche in un momento di crisi economica, in particolar modo uno strumento molto importante, ecco, anche perché il volontario aiuta in un modo diverso rispetto ad un professionista. Il volontario lavora di più con il cuore e con le emozioni rispetto al professionista che cerca di intervenire quando e se riesce di più da un punto di vista tecnico, ecco. Però sicuramente l'esperienza internazionale, secondo me, io sono sempre dell'idea che fare volontariato abbia di per sé anche un valore terapeutico. Aiutando gli altri riesci a stare bene anche tu e riesci a far stare bene le persone che ti circondano. E soprattutto mai come un'esperienza del genere riesce a farti capire come in realtà il linguaggio verbale arriva fino a un certo punto, perché mai come un sorriso, un abbraccio, i gesti simbolici di reach up, una stretta di mano riescono a veicolare un sacco di messaggi che a cui la lingua non arriva. Come questa foto. Esatto. Questa foto è stata per parecchie settimane come foto di copertina del sito degli Special, una foto emblematica, bellissima, ti ritrae fatalità con un atleta, vero? Sì, lui nonostante l'altezza, lui ha solo 13 anni, è un ragazzino con la sindrome dell'autismo, viene dal Ghana o comunque uno stato africano e appena l'ho incontrato, perché eravamo appunto al momento delle premiazioni, è scattato qualcosa per cui abbiamo iniziato a battere le mani insieme, a sorridere insieme e appunto dicevo il ruolo del linguaggio non verbale come riesce poi a coinvolgere e soprattutto a creare immediatamente amicizia. Che dire, ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità e poi l'ultima parte di questa trasmissione particolare di Special Olympics. A tra poco.
Special Olympics 2015, evento mondiale che si è tenuto a Los Angeles quest'estate. In studio con noi il nostro Alessio Carpenedo, atleta della nazionale italiana, ma anche i volontari Lucrezia e Andrea che hanno seguito la squadra italiana. Il papà Costantino, il papà di Alessio, ci stava raccontando di come l'evento sia stato accolto con gioia e con entusiasmo soprattutto dagli americani, vero Costantino? Loro sentono con molto più entusiasmo di noi questi eventi, loro sono molto più portati a ricevere questi eventi. In effetti a Los Angeles si viveva un momento di Special Olympic veramente, cioè in qualsiasi parte tu andavi, supermercato, con il nostro distintivo di Special Olympic loro ti puntavano il dito e ti dicevano: oh wow, bello, bello, Special World Game. Siamo andati in 2 musei e ci hanno aperto le porte, prego, passate pure, non c'era nessun tipo di problema. Loro li sentono, sono partiti molto prima, loro sono partiti addirittura un anno prima secondo me con le pubblicità, la Coca-Cola, Google stesso hanno aperto una pagina. Da noi si fa fatica a avere un quadratino su un giornale. Alessio, ti sentivi importante in America? Sì. Ti sei sentito importante anche in Italia, perché so che sei stato ricevuto a suo tempo dal patriarca Moraglia quando hai vinto la medaglia d'oro che hai al collo, che sei stato ricevuto anche dall'amministrazione comunale di Venezia, poi c'è stato l'incontro bellissimo con Papa Francesco di cui ci hai parlato prima, vero? Sì. Però lì Los Angeles, mi stavi dicendo prima, io me la porterò nel cuore, è stato tanto bello, vero? Sì, è emozionante conoscere persone nuove, fare amicizia. E hai conosciuto anche quello che è poi diventato il tuo amore, sì. Giulia, che salutiamo, magari ci sta guardando da casa in questo momento, vero? Ecco, ha mandato anche un bellissimo bacio al volo il nostro Alessio Caruccio, ecco, la vediamo, la tua fidanzata. Andrea, ci stavi parlando di Los Angeles, c'è stata l'opportunità di crescere assieme a questi ragazzi sì. Con un grande entusiasmo, abbiamo detto, ma anche di conoscere dei posti nuovi, quindi fare del volontariato anche altri bei lati positivi. Assolutamente sì, siamo partiti 5 giorni prima dell'inizio delle gare e quindi abbiamo avuto la possibilità di girare un po', siamo stati nei posti classici, quindi Hollywood, poi siamo stati anche noi al museo, siamo stati a Santa Monica, abbiamo fatto downtown, quindi la parte finanziaria dei grattacieli di Los Angeles. Abbiamo fatto il Long Beach mattina, mezzogiorno e sera perché si dormiva da quelle parti e si lavorava da quelle parti e quindi siamo sempre stati più che altro là in zona. Comunque bei posticini, sì, magari da ritornare. Lucrezia, è stato difficile gestire nell'ordine gli atleti, quindi bisognava collocarli, come ci stavi dicendo prima, giusti in fila per l'incontro e per poi farli salire sul palco per la premiazione. In realtà no, a parte contenere alcuni che erano particolarmente entusiasti e non vedevano l'ora di essere premiati, per cui c'era il rischio ed ecco perché poi il ruolo del volontario, soprattutto coloro che dovevano stare all'inizio e alla fine della fila che avrebbe dovuto entrare per le premiazioni, quello di cercare di evitare che scappassero in giro per Long Beach talmente felici di essere premiati, ecco. Però tutto sommato a loro era stato spiegato comunque le modalità con le quali avrebbe dovuto essere premiati, quindi la cosa divertente, oltre ad accompagnarli sul podio, era sicuramente condividere con loro i momenti precedenti, quindi una volta che venivano fatti accomodare nella nostra postazione si chiedeva loro se avevano bisogno di qualcosa da bere, se erano a posto, ti ricordi? Il bello della situazione è che quando loro vengono premiati, qua a Los Angeles erano in 6, ma dopo, appena finita
la cerimonia, loro vanno tutti sul primo e si fanno la foto tutti assieme e si abbracciano tutti assieme. Per loro dopo 2 minuti non c'è più il primo, il secondo, il terzo, sono tutti uguali. Per loro di fondamentale c'è l'amicizia. Infatti Alessio ha conosciuto il mondo. Alessio è conosciuto nel mondo. Quindi uno poteva arrivare ultimo, ma alla fine aveva vinto l'amicizia dei suoi amici. L'importante era conoscere l'amicizia. La vittoria era l'amicizia, vero? Sei portato a casa un sacco di amici su Facebook. Sì, integrato la sua amicizia di Facebook con Hai tanti amici, quindi ti sei fatto tantissimi amici. Noi abbiamo scoperto addirittura che lui comunicava con una signora che poi ha partecipato come volontaria lì, una signora americana che era volontaria lì a Los Angeles, e comunicava tramite Google Translation. Ma pensa. Io l'ho scoperto così guardando il suo profilo Facebook e ho visto che parlava, ma come fa? Dico. E poi ci ho pensato, ho detto sì, lui usa il traduttore perché... Bravissimo, complimenti Alessio. Multilingue. Alessio quindi ha portato a casa tanti amici? Sì, ricordi di tantissimi. Tanti bei ricordi, vero? Sì. E anche l'amore, perché appunto ha conosciuto Giulia. Andrea, tu che cosa hai portato a casa? Che cosa ti ha lasciato Los Angeles? Tanti bei brividi, tanta tranquillità, tanta fatica, ho camminato tantissimo, tante emozioni, però non è importante quello che io mi sono portato a casa, è più importante quello che io sono riuscito a dare ad Alessio e a tutti gli atleti di tutto il mondo con cui ho avuto a che fare. Non lo so a loro cosa io ho dato, però magari spero un sorriso, un aiuto, forse una bottiglietta d'acqua, sì. ma non è un problema. Lucrezia, Oltre a un invito ai tantissime- giovani come te, tu sei giovanissima, non hai ancora 22 anni, ci stavi certo, dicendo, sì. anche se sembri ancora più giovane. Lo so. Immagino che molti te lo dicano. Che cosa ti senti di dire ai ragazzi della tua età? Sicuramente di tentare questa esperienza, non dico a livello internazionale, ma anche semplicemente a livello locale. Ci sono tantissime occasioni per poter mettersi in gioco. Talvolta dicono che manchi il tempo. In realtà poi il tempo si trova, perché poi non è mai un tempo perso, ma è un tempo che comunque è guadagnato sotto tutti i punti di vista. Sicuramente oltre alle tantissime emozioni che porto sempre con me, c'è un ricordo particolare che mi ha particolarmente colpito, scusate il gioco di parole, nel corso della cerimonia di chiusura. Di solito la cerimonia di chiusura è completamente diversa da quella di apertura. Quella di apertura è segnata dall'ordine, il rigore, bisogna entrare tutti insieme, invece la cerimonia di chiusura è una festa in cui tutti ridono, scherzano, sono tutti mischiati come vediamo dalle foto, però è anche un'occasione di riflessione su quello che è stato fatto, e nel corso del racconto da parte della presentatrice dell'esperienza fatta mi ha particolarmente colpito il momento in cui ha fatto riferimento alle storie di alcuni ragazzi, ovviamente adesso non ricordo precisamente da quale parte del mondo, i quali, e questa è stata la cosa che mi ha particolarmente colpito, in seguito ad aver preso parte a questo movimento, all'esperienza anche a livello internazionale, hanno cominciato per la prima volta a vedere o magari anche a sentire. Quindi ragazzi ciechi o ragazzi sordomuti che dalla quantità di stimoli ricevuti hanno iniziato a vedere e hanno iniziato a sentire, quindi... Questo è da brivido, a me ha fatto venire i brividi, Costantino, Luisa. veramente. Noi siamo costretti a chiudere perché purtroppo il tempo è tiranno, potremmo rimanere qua per un'altra oretta. Alessio, ormai ci eravamo ambientati, non stavi bene qua con noi, sì? Sì. Beh, noi ti lasciamo andare perché sappiamo che adesso ti stai avviando a un ritiro a Bressanone con altri tuoi amici della Polisportiva Terraglio, vero? Sì. Ci auguriamo di vederti nuovamente sul podio perché la stoffa per diventare un campione assoluto ce l'hai, vero Costantino, vero Luisa? Sì, Il nostro sempre in in salita, bocca al lupo, Alessio. quindi sia per lo sport ma anche per la tua vita
che è contornata da dei genitori, una famiglia bellissima. Salutiamo quindi anche Valentina, la sorella di Alessio che non è qui con noi, naturalmente papà Costantino, mamma Luisa, i nostri volontari Andrea Basso e Lucrezia Gondini. Storie di famiglia si conclude qui, noi ci vediamo la prossima settimana.